Sindaco Bitonci, finalmente fumata bianca. Direi dopo il lavoro fatto in un anno e mezzo un risultato molto positivo. Le valutazioni della commissione dell'azienda sono andate verso quello che noi da un po' di tempo avevamo detto, la disponibilità di Padova Est. Quindi insomma si parte adesso con il nuovo accordo di programma che sarà su Padova Est, area che il Comune di Padova metterà a disposizione in diritto di superficie per almeno 99 anni. Questo penso che sia un elemento molto positivo che fa capire come se si lavora tutti quanti insieme si può arrivare a un risultato e soprattutto, come ha chiesto l'Università, abbiamo tutti fretta di realizzare il nuovo polo ospedaliero che sarà il più importante, sicuramente tra i più importanti del Veneto e anche d'Italia. Un lavoro di squadra con un risultato positivo e alla fine è prevalso il buon senso e la disponibilità del Comune e l'area di 500 e passa 1000 metri dove potrà sorgere il nuovo polo ospedaliero. La questione del TAR, anche quella è chiusa? E su questo è stato convocato un tavolo di avvocati per le risultanze e per decidere il proseguo. Comunque, per quanto riguarda Padova Ovest, la questione è chiusa definitivamente, come anche la questione dell'Allegri. Oggi è emerso che l'area non ha la disponibilità di Padova Est, pur essendo ampia, perché c'è il tema dell'ENAC, c'è il tema comunque militare, c'è il tema dello spostamento. Invece su Padova Est abbiamo un'area completamente libera e, come dice da un po' di tempo l'amministrazione, quella è l'area giusta e dove sorgerà il nuovo polo ospedaliero di Padova.